Ciao a tutti, rieccoci qui, bentornati sul canale, bentornati allo Scrigno del Calcio. Oggi vi voglio raccontare una storia non lontanissima nel tempo, non antichissima, ma che in realtà calcisticamente è ormai vecchia, perché parliamo del Messina, di quando il Messina, come avrete letto dal titolo, spaventò le grandi della Serie A, lo strepitoso campionato di Serie A 2004-2005 del Messina, squadra che ha sempre avuto i colori sociali giallorossi, ma che poi in realtà, un po' come il Valencia, ha sempre giocato con maglia bianca, con bordi neri, calzoncini e calzettoni neri, anche se in quella stagione effettivamente la prima maglia fu una maglia storica risalente agli anni 60, che ricordava la maglia degli anni 60, completo rosso con fascia orizzontale gialla. Almeno io così mi ricordo la maggior parte delle partite del Messina nella stagione 2004-2005, io credo la stagione che tutti i messinesi ancora oggi abbiano nella memoria, che forse chi non c'era all'epoca, i genitori o comunque le persone più grandi gliela stanno tramandando, come forse si tramandava a noi giovani dell'epoca, l'Italia dell'82, noi che non l'avevamo vissuta. La storia del Messina in Serie A, un ritorno dopo tantissimi anni, nasce nella stagione 2003-2004, quando Bortolo Mutti prende una squadra ultima in classifica e a suon di vittorie consecutive la porta fino in Serie A. Una stagione stranissima quella 2003-2004, caratterizzata in estate dal famoso caso Catania retrocesso, che fa ricorso, vince il ricorso, lo riperde, non vuole retrocedere, e c'è questo assurdo allargamento, classica soluzione all'italiana: accontentiamo tutti e scontentiamo tutti. Serie B allargata a 24 squadre, mi sembra 5 promozioni più lo spareggio, solito pastrocchio in perfetto stile italiano. Il Messina si ritrova promosso in Serie A. L'ultima partita, tra l'altro l'ultima partita giocata allo stadio Celeste, storico di Messina, 3-0 contro il Como. Presidente molto giovane Pietro Franza, allenatore abbiamo detto Bortolo Mutti, e in campo giocatori storici di quel Messina: il portiere Storari, che poi ha giocato nel Milan, nella Sampdoria, nella Juventus, e il terzino Alessandro Parisi, che non è Parisi quello dell'Empoli di adesso, ovviamente, che avrebbe 50 anni, ma è un terzino che tirava anche i calci di rigore, i calci di punizione, che segnò 14 gol in quella stagione di Serie B 2003-2004, e che mi ricordo fu uno di quei nomi che per il 2004-2005 solleticava un po' anche la fantasia dei fantallenatori, perché un difensore un po' come era Materazzi, rigorista, che poteva segnare, andare addirittura in doppia cifra, era come avere al fantacalcio un attaccante in più, anche se non tutti lo conoscevano, perché come al solito non tutti seguono la Serie B, e nelle leghe in cui c'era il fanatico della Serie B ed altri che non la conoscevano, forse ha fatto il colpaccio con Parisi, che fece un'ottima stagione anche in Serie A. E poi c'è l'attacco con Riccardo Zampagna, a cui bisognerà dedicare una puntata a sé, attaccante che non ha fatto sempre professionista, un po' come Riganò, faceva il tappezziere, e però era talmente bravo sotto porta, sotto rete, bravissimo in acrobazia, da meritarsi poi la Serie B e la Serie A. E poi c'era Arturo Di Napoli, Re Artù, attaccante dal piede sinistro vellutato, uno dei giocatori più tecnici che io abbia mai visto. Ha avuto una carriera forse un po' di sotto delle sue possibilità, un po' discontinuo, ma quando partiva palla al piede, quando calciava con il sinistro, era bellissimo da vedere. Andatevi a rivedere qualche gol, per chi non lo conosca, per chi non l'abbia mai visto giocare. Insomma, guardate le giocate di Arturo Di Napoli, che erano veramente fantastiche. Il Messina ovviamente deve lottare per la salvezza, deve giocare per non retrocedere. Sarà un'autentica rivelazione, un'autentica sorpresa, un'autentica macchina da gol in quella stagione. Nessuno se lo aspetta, e invece i giallorossi si rivelano una squadra veramente eccezionale, soprattutto nella prima parte di campionato. Tra l'altro c'è una sorpresa
per i tifosi del Messina c'è il nuovo stadio, lo stadio San Filippo, uno stadio molto bello, anche molto grande, 40.000 posti, ospiterà anche una partita della nazionale, mi ricordo in quel periodo, e che poi è diventata una cattedrale nel deserto perché il Messina è caduto poi tra Serie C e dilettanti e non lo va a vedere quasi nessuno, comunque non in 40.000, e quello stadio lì rimane un po' disperso, si rimane un po' dispersi nelle partite dei siciliani. L'esordio arriva alla prima giornata, il 12 settembre del 2004, è uno 0-0 contro il Parma, e poi alla seconda giornata arriva la partita più pazza forse di quel campionato, Messina-Roma. Ne abbiamo parlato quando vi ho parlato della stagione della Roma 2004-2005, dei 4 allenatori cambiati. Messina-Roma finisce 4-3, la Roma in vantaggio per 3-1, il Messina ribalta tutto, segna Giampà, che è un centrocampista che aveva il vizietto del gol e che si farà male, un infortunio che io non ho mai più visto nella storia del calcio. Lui, per esultare, cercò di scavalcare le recinzioni, si procurò un taglio, mi sembra che gli misero 56 punti di sutura, comunque mi ricordo uno squarcio sulla coscia enorme, stette fuori tantissimo per quell'infortunio, ma era un bel centrocampista che si inseriva molto. E poi al 90° c'è l'Eurogol di Zampagna lanciato sul filo del fuorigioco, il portiere gli viene incontro e lui fa partire praticamente da fermo un pallonetto che si infila in rete. Messina-Roma 4-3, si capisce subito che il Messina è una squadra combattiva, ma nessuno si aspetta quello che accade nel turno infrasettimanale, la terza giornata, che è Milan-Messina il 22 settembre del 2004, il Milan campione d'Italia in carica, il Milan probabilmente la squadra più forte d'Europa in quel momento, segna Pancaro all'inizio del secondo tempo, calcio d'angolo, colpo di testa di Pancaro, e il Milan, che aveva sofferto nel primo tempo, sembra avviarsi ad una facile vittoria. Che cosa succede? Nel giro di un minuto il Messina pareggia proprio con Giampà e pochi minuti dopo sorpassa il Milan col gol di Zampagna. 2-1 per il Messina, tifosi del Messina che erano accorsi a Milano, anche tanti messinesi che lavoravano al nord si erano accaparrati il biglietto per vedere Milan-Messina. Milan-Messina 1-2, oltre che fare la felicità di chi aveva scommesso sull'improbabile, è una vittoria storica. Il Messina si candida come grande rivelazione della Serie A 2004-2005. Bortolo Mutti, che era sempre stato considerato un allenatore normale, niente di appariscente, inizia ad essere una grande rivelazione, come era stato Del Neri ad esempio con il Chievo. Poi il Messina perde la sua prima partita contro la Juventus, che le sta vincendo praticamente tutte, ci sta la sconfitta a Torino con la Juventus. Il 31 ottobre arriva la vittoria che tutti i messinesi si aspettavano e che tutti volevano, cioè quella nel derby dello Stretto contro la Reggina. Per chi non lo sapesse, Messina-Reggina è una rivalità, anche se sono regioni diverse, ma sono praticamente confinanti, divise soltanto dallo stretto di Messina. Avrete sentito parlare dei politici che vogliono il ponte sullo stretto, chi lo vuole, chi non lo vuole. Insomma, Messina e Reggio Calabria sono divise soltanto da un piccolo pezzettino di mare, e c'è una rivalità calcistica enorme tra le due tifoserie. Il Messina vince 2-1 in rimonta sulla Reggina ed è festa grande. Il Messina è non solo la grande rivelazione del campionato, è una squadra che gioca benissimo e i tifosi sono assolutamente in estasi. In inverno la situazione sarà un po' più complicata, il Messina perderà diverse partite e sarà risucchiato un po' più in basso in classifica, tant'è che alla vigilia della partita contro la Lazio di inizio marzo si parla di un Mutti traballante e di una squadra che, qualora dovesse perdere, si ritroverebbe davvero in grossa difficoltà. E invece proprio grazie ad un gol, proprio grazie a quella partita, con un gol del mediano Coppola, il Messina vince 1-0 con la Lazio e si rilancia in classifica. Sembra che, passata la paura, i siciliani tornino a sciorinare quel bel calcio che avevano fatto vedere all'inizio.
Il Messina vince anche il derby di ritorno con la Reggina 2-0 a Reggio Calabria con gol di Cristante e D'Agostino. Cristante ovviamente non quello della Roma di adesso, un altro centrocampista. D'Agostino, Gaetano D'Agostino, altro giocatore dal piede sinistro davvero vellutato, davvero un giocatore che calciava benissimo le punizioni, un trequartista molto 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 bravo. Il Messina arriva settimo in classifica, sfiora la Coppa UEFA, è un campionato straordinario per i giallorossi, rinuncia ad iscriversi all'Intertoto. L'Intertoto era facoltativa l'iscrizione a questa manifestazione estiva, probabilmente non ci sono le risorse, probabilmente non si capisce che non c'è la possibilità di andare tanto avanti in Europa, è un passo troppo lungo che il Messina decide di non fare. E qui si spegne un po' la storia del Messina a grandi livelli, perché nella stagione 2005-2006 arriva anche l'esonero di Mutti, arriva Ventura che non riesce a salvare la squadra, il Messina retrocede, viene ripescato grazie o a causa dello scandalo di Calciopoli, che revoca la retrocessione del Messina, lo ripesca proprio al posto della Juventus che finisce di forza in Serie B. Ma la stagione 2006-2007 sarà tribolata, ci saranno 4 cambi in panchina, 2 volte Bruno Giordano, una volta Cavasin e per finire addirittura il vecchio Bruno Bolchi, ma arriva un'altra retrocessione con il 18° posto, e non bastano i 19 gol in campionato di Cristian Riganò, che tirerà fuori una stagione strepitosa, ma nonostante i 19 gol il Messina retrocede. Il Messina non si è più espresso come quel primo anno in Serie A e disputerà altre 2 stagioni, 2005-2006, 2006-2007, molto al di sotto dei suoi standard del primo anno, e Roma-Messina 4-3 del 27 maggio del 2007 è ad oggi l'ultima partita del Messina in Serie A. Il Messina finirà in Serie B, fallirà nel 2008 dopo una stagione abbastanza inconsistente, 2007-2008 in Serie B, e da allora ha avuto tantissime peripezie, tantissimi anche problemi finanziari che hanno portato la squadra a fallire, a essere ricostituita. C'erano tantissime squadre col nome di Messina, l'ACR Messina, Associazione Calcio Riunite Messina, è quella storica che oggi gioca in Serie C, non se la passa benissimo. Ci sono tante contestazioni al presidente attuale Sciotto, però è comunque in terza serie, sogna il ritorno un giorno in Serie B, e chissà quando lo rivedremo in Serie A. 20 anni fa il Messina è stata forse una delle più belle, anzi sicuramente una delle più belle realtà della Serie A. Sembra strano a dirsi oggi, eppure è stato così. Avanti tutta, ci vediamo alla prossima, ciao!